La cosa più importante. I rifiuti industriali veneti da smaltire viaggiano verso nord, Germania, Austria e Danimarca in particolare, ma è una situazione da tenere sotto controllo, cosa che fa abitualmente l'Osservatorio Ambiente e Legalità, che pubblica un report annuale. Alcuni sensori sono stati attivati e segnalano come il traffico illecito invece sia continuato nonostante le clamorose inchieste giudiziarie dalla fine degli anni 90 e questo tipo di criminalità ambientale ha cambiato pelle e modalità di azione. Le rotte nord-sud, quindi lo smaltimento anche illegale di rifiuti che avveniva in Campania e nelle regioni meridionali, ha cessato quasi di esistere e ha preso altre strade. Sicuramente le rotte dei paesi dell'est, dei paesi del nord Europa, e poi c'è questo fenomeno che è già stato rilevato in inchieste molto importanti, che è quello dell'esportazione in Cina di materiali che non vengono classificati come rifiuti e in realtà rifiuti sono e molto spesso anche tossici. Si tratta in particolare di materie già sottoposte a declassificazione ed inertizzazione, perlomeno sulla carta. In realtà questo non è vero e ci ritornano indietro sotto forma di materiali come giocattoli, come altre cose che in realtà contengono fortissimi veleni. Ci illudiamo di poter mandarli via e nascondere ai nostri occhi e ci ritornano in casa. Da tenere sotto controllo in particolare le compagini societarie dietro ai gruppi che operano nello smaltimento dei rifiuti. Ci troviamo di fronte a società di imprese che operano apparentemente in maniera del tutto legale, in cui non sono riconducibili direttamente esponenti delle organizzazioni criminali. Occorre fare dei lavori di indagine molto più complessi e molto più raffinati di quanto accadesse un tempo. C'è un sito cardine in Veneto, Porto Marghera, il cui ruolo ruota attorno alle bonifiche da attuare. I controlli del pubblico, della provincia, del comune devono essere stringenti, come in realtà, e quello abbiamo cercato di sottolinearlo, già c'è una struttura molto importante da parte della provincia che si chiama il tavolo interforze di controlli ambientali, quindi un esempio unico in Italia di coordinamento tra le forze di polizia in tema ambientale. C'è quindi anche il lato positivo, le azioni di contrasto alla malavita che vanno a buon fine. Per questo anche la criminalità ambientale cambia fisionomia, perché ci sono dei controlli e delle azioni di repressione che funzionano.